Il nostro viaggio, fatto di storie di talento e di coraggio, continua. Storie di lungimiranza e di passione. Storie di piccoli ma grandi imprenditori che hanno cominciato la loro scalata dal nulla o da un sogno. Sì, perché qui a Vigonza, a Natale, si sogna. Buongiorno Sindaco! Bentornata Ida, eccoci qua. Continuiamo il nostro viaggio in questa seconda puntata. Sì, oggi andiamo alla riscoperta delle attività storiche del territorio che da decenni hanno deciso di investire, ma soprattutto di innovare e guardare al futuro per rilanciare la loro attività e dare dei servizi sempre nuovi ai nostri cittadini. Per aiutare i nostri negozi è nato proprio il distretto del commercio. Sì, infatti una realtà come Vigonza non poteva non avere il distretto del commercio, l'abbiamo fortemente voluto e l'abbiamo raggiunto grazie anche alla Regione Veneto. E quindi è nato il distretto, la Brenta commerciale, che riunisce gli imprenditori e i commercianti di Vigonza e dà la possibilità anche di sviluppare dei percorsi di marketing, di innovazione, di investimenti per rilanciare sempre di più il nostro territorio. Partiamo allora alla scoperta delle nostre imprese storiche che hanno saputo guardare al futuro. Sindaco, abbiamo aperto la prima puntata con una nuova attività di Vigonza. Apriamo la seconda con un'attività storica sempre di Vigonza. Sì, esatto. Andrea ha investito nel nostro territorio qualche decennio fa, ha cambiato vari negozi cercando sempre di innovare e di migliorare il servizio alla clientela ed oggi è un punto di riferimento per il commercio vigontino. Questo è un antico simbolo che ci dice proprio cosa si fa qua dentro. È una barberia. Una volta in una barberia si tagliavano i capelli e si faceva solamente la barba, però poi col tempo si fa anche un passo nel futuro, vero Andrea? Sì, noi continuiamo sempre ad accorciare i capelli e a tagliare barbe, oltre a fonare i capelli, però ci siamo specializzati nell'anticaduta, quindi con vari step di detox capelli e cute. Anche tagliare la barba è diventata una cultura. Sì, diciamo che dopo una visualizzazione del viso e i vari dettagli di portare più o meno la barba un po' più stretta, un po' più lunga, diamo un effetto migliore al viso. Oltre che il dettaglio andiamo proprio a anche colorare la barba. Quindi una specie di ringiovanimento anche per l'uomo. Togliamo diciamo 4-5 anni, però senza che nessuno se ne accorga. Ci troviamo a Busa di Vigonza, alle nostre spalle Macelleria Coppiello, una delle macellerie più importanti del Padovano. La macelleria nasceva 60 anni fa, a pochi passi da qua, e il suo titolare è l'inventore degli sfilacci di cavallo. Una storia bellissima che ci racconterà Damiano Cotarbello. Quindi Damiano, proprio qui a Vigonza nascono gli sfilacci di cavallo. Nascono qualche centinaia di metri, come dicevi prima, qua ad opera di un ragazzo che faceva il conciatore di pelli e che per arrotondare aveva aperto un piccolo buchetto per fare la vendita di carne di cavallo. E un giorno decise di cominciare a fare qualcosa di diverso e creò quelli che sono diventati poi un must famosissimo in giro per l'Italia, gli sfilacci di cavallo. Li ha inventati lui. Natale e anche noi vogliamo raccontare la nostra favola sul signor Coppiello. Allora, Franco Coppiello è una persona di una generosità straordinaria. Quando sapeva che qualcuno era in difficoltà, preparava una spesa e gliela regalava. Quindi dietro a questo successo imprenditoriale c'è una generosità grandiosa. Una grande macelleria Coppiello. Noi adesso andiamo a conoscere la figlia Paola. Ed eccoci con Paola, titolare della macelleria, si dice la
più importante di tutta Padova, vero Paola? Così dicono. Così si dice. Tu arrivi qua a 20 anni ad aiutare la tua mamma. Sì, sempre una macelleria grande ma classica dove si vendevano solo i tagli di carne semplici. Nel tempo però noi vediamo che qui è un vero e proprio spettacolo. Cosa si propone al pubblico? Di tutto e di più. Partiamo subito con Un po' di gastronomia, per chi magari durante la settimana ha voglia di cose veloci. Il maiale, che è un maiale particolare il vostro. è allevato allo stato semibrado, per cui abbiamo sempre carne di ottima qualità, insomma. Certo, prodotti ricercati. Pollo uguale, sempre di Reparto alta pollo. qualità. Poi C'è il cavallo, che è di una carne di tradizione veneta, il manzo, vitello, insomma il bovino in genere. per finire in questo lungo bancone con dei preparati da cucinare che sono buoni sì, ma anche molto belli da vedere. Abbiamo registrato un marchio che è il Paduello, che è il nostro impasto, con cui facciamo tutti i preparati a base di quell'impasto. E questo qua è il Paduello, proprio il polpettone. Si chiama così con tutti i vari gusti da cucinare in forno. Quindi col suo un contenitore. marchio registrato vostro. Sì. Sempre cose molto veloci da fare, da spadellare, gustose, saporite, ma allo stesso tempo comode per tutti, insomma. Chiudiamo dandovi solamente qualche numero, almeno 200 tipi di piatti e Sì. di proposte, tutti per i vostri clienti. Esatto. Il nostro viaggio continua nella frazione di Perarolo di Vigonza. Mauro da sempre lavora nel mondo dell'ortofrutta, ma 15 anni fa decide di partire con una nuova attività tutta futuristica. Andiamo a conoscerlo. Eccolo Mauro. Benvenuta Ida. Grazie. Che tripudio di colori e di sapori. Tante Certo. cose. Come è cambiato nel tempo? Allora, c'è stata un'evoluzione anche nel mercato dell'ortofrutta, nel senso dalla frutta esotica, la maracuja, nessuno sapeva che cos'era, però adesso è un frutto che è molto richiesto, specialmente nel periodo natalizio. Il frutto del drago, Guarda quello che qua, bello. bellissimo. Abbiamo le fragole della Basilicata, che è una primizia di dicembre. Vabbè, poi abbiamo il licis del Madagascar e poi c'è stata anche un'evoluzione nelle verdure, perché una volta c'era il cavolo bianco, basta. Adesso abbiamo il cavolo bianco, il cavolo romanesco, il broccolo, il cavolo nero. Come si fa a mantenere sempre alta la qualità di questi prodotti in tutte le stagioni? Allora, intanto il tutto comincia la notte al mercato ortofrutticolo. La scelta dei prodotti. Nel tempo non sono cambiati solo i prodotti, ma anche le esigenze Certo. della gente. Questo è stato il tuo salto di qualità, il tuo salto futuristico. Sì, perché hai pensato cosa? Noi abbiamo pensato di trasformare il prodotto da crudo a già lavato da cucinare e dopo l'evoluzione più grossa è stata quella di cucinarlo. E allora andiamo a vedere questa bella produzione Bene. tua. Questo non è un semplice radicchio variegato, ma questo è il radicchio di Maserà, radicchio IGP della nostra terra padovana, che noi lo prepariamo già lavato e curato per i nostri clienti. L'evoluzione che si parlava prima, la cottura del nostro prodotto, poi viene tutto confezionato qui dentro. Questo è un macchinario, viene iniettata anidride carbonica e azoto alimentare per mantenere il prodotto più a lungo possibile, che il prodotto qui rimane sempre bello sano. La nostra zucca pronta, il minestrone fresco di verdure e poi abbiamo la parte del cotto, lenticchie già cotte, pronte, le nostre lasagnette, pasticcio e poi abbiamo le seppie in umido, spinaci al vapore, erbette miste al vapore, funghi grigliati, il purè di patate e molte altre prelibatezze. Buon Natale a tutti! La nostra avventura continua raccontandovi la storia del papà di Marco, che pensate inizia a fare il pizzaiolo all'età di 13 anni e mezzo. Poi nel 1973 decide di aprire la sua pizzeria personale.
passano 60 anni ed è diventato questo un locale famosissimo in tutta la provincia, seguito dal figlio Marco che noi andiamo a conoscere. Buongiorno Marco. Buongiorno. Tu sei cresciuto in questa pizzeria e il papà ti ha trasmesso tante cose, non solo il suo sapere. No, tutta la passione che aveva per la pizza, e io sono proprio nato qua dentro, diciamo, perché da quando ho 2 anni che sono qua dentro, giocavo in mezzo ai tavoli, da piccolo sono sempre proprio stato qua e ho sempre voluto fare questo lavoro qua. Abbiamo capito che il piatto principe è la pizza, ma voi proponete anche un vasto menù. Un vasto menù, sì, abbiamo delle verdure di stagione, delle insalate di pollo, viennese e russe, e poi abbiamo il nostro punto di forza, che è il purgatorio. Sì signori, stiamo parlando del purgatorio, ma non quello che dovremo fare. No. Parliamo di una pizza con un marchio registrato, pizza non è. Questo è il purgatorio, che è servito così nel piatto, o per chi vuole ancora più caldo lo serviamo qua dentro, così rimane ancora più caldo. E poi viene il pane della pizza a parte, che facciamo sempre noi il pane. Piatto, ma cosa troviamo dentro questo piatto? Questo piatto che è una pizza scomposta, perché abbiamo l'impasto della pizza, che è il pane che facciamo noi, che è al lato. E qua abbiamo il pomodoro, la mozzarella e il prosciutto cotto. Un'altra bella storia di Natale da raccontare è quella della signora Maria Rosaria, sì, perché lei da Salerno viene su nel nord Italia e fatalità decide di venire a mangiare la pizza proprio da Cicillo. E qui conosce proprio lui. Che mi dice di conoscermi, in 6 mesi ci siamo conosciute e siamo sposati. Ma è vero che l'ha chiamata e le ha detto: io sono innamorato di te, non posso più stare senza di te. Sì, è proprio così. Quindi la sua vita in 6 mesi è completamente cambiata, trasformata. Sì. Ed è nata, si può dire, qui. Bene, sì. Terminiamo il nostro percorso con l'enogastronomia importantissima della zona, ne parliamo con Filippo Pastore. L'enogastronomia, che a Vigonza è un settore importantissimo, è molto sviluppata, se veramente l'imbarazzo della scelta vengono da fuori provincia nei nostri ristoranti, quindi Vigonza ha una buonissima rappresentanza da questo punto di vista, veramente tantissima qualità e prodotti tipici. Questo della pizzeria Cicillo è sicuramente un esempio, ma ne abbiamo veramente tantissimi nel nostro territorio. A Vigonza si mangia bene dappertutto. Qua troviamo anche delle peculiarità interessanti. Vogliamo, Filippo, fare un invito a tutti i nostri telespettatori? Sì, assolutamente. Venite a passare il vostro Natale a Vigonza, partecipate ai nostri eventi, venite nei nostri ristoranti e nei nostri negozi. Ognuno vi accoglierà con grandissimo calore. Da noi le persone sono importanti e le storie che avete sentito lo dimostrano. E chiudiamo con il piatto principe, naturalmente, di questa famosissima pizzeria, il Purgatorio. Mai avere paura, lo dicono da sempre i protagonisti delle storie che vi abbiamo raccontato, che con occhi lungimiranti e grande speranza hanno saputo guardare al futuro, qui, da Vigonza.